Perché avete aderito alla giornata di oggi? Abbiamo aderito perché siamo tra coloro che l'hanno organizzata, l'hanno costituita. Noi siamo da 24 anni, 25 anni che ci battiamo per la qualità della vita, per migliorare questa vita e l'esistenza, soprattutto combattendo le varie forme di inquinamento. Il nucleare in particolare è un pericolo maggiore in questo momento. Quindi non potevamo non esserci, anche perché tutti gli altri partiti hanno preso spunto dalle nostre battaglie per farle proprie. Questo ci fa piacere, ma c'è sempre un posto per i voti. Ci sono qua dei ragazzi, dei nostri iscritti, simpatizzanti, il percorso si snoderà lungo le vie di San Benedetto, arriveremo in piazza Giovanni, lì ci alterneremo al palco, prenderemo la parola, tutti i componenti del comitato, e poi ci sarà musica, ci sarà spettacolo, allegria. Cercheremo di trovare insomma, un momento di festa, un momento di gioia per dire con forza no al nucleare. Parliamo delle prossime elezioni amministrative, quale sarà la vostra posizione? Stiamo valutando il da farsi, credo che la volontà è quella di presentarsi a sostegno della candidatura di Massimo Zeta, senza dubbio alcuno. Ci stiamo organizzando per vedere se eventualmente fare qualche convergenza con qualche altra realtà politica, insomma, o andare da soli. Stiamo valutando questo.